Sono scattate questa mattina le perquisizioni della Digos nell'abitazione di 3 giovani legati al circuito antagonista locale ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta nella notte del 13 luglio scorso allo Sherwood Festival di Padova. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto sarebbe nato da una discussione con la vittima, un giovane, poi accompagnato all'esterno da 4 ragazzi con pettorine gialle, che di fatto agivano come addetti alla sicurezza. Una volta fuori, uno di loro lo avrebbe colpito con un pugno al volto, facendolo cadere a terra privo di sensi per poi scappare. Noi crediamo che ci debba fare un chiarimento profondo su questo tipo di appuntamenti, su chi li frequenta, perché sembra che questi aggressori fossero la security addirittura della festa, per cui se la security della festa è questa, è quella di mandare con lesioni gravi all'ospedale la gente, la dice lunga sul fatto che probabilmente si devono chiarire molte cose, soprattutto i rapporti che l'amministrazione comunale padovana ha e intercorre con gli organizzatori di questa festa. Il questore Marco Odorisio ha firmato le misure di prevenzione personali. Per uno dei 3 ha scattato il daspo Willy di 3 anni dall'area dello Sherwood e un avviso orale. Per gli altri un foglio di via obbligatorio e un daspo Willy esteso a tutti i locali della provincia, con proposta di obbligo di firma per chi ha precedenti per reati violenti. È chiaro che si debba anche valutare una questione di sicurezza e valutare se durante lo svolgimento di queste manifestazioni ci sia le condizioni per poter nominare anche in quel periodo, per quelle aree, la zona rossa.